Oh, senti, bisogna che contiamo, se no non partiamo mai assieme. 3, 2, 1. Susi Patrizio News. Il turismo, insomma, è andata Senti bene. che abbassamento di voce. Dai, male di stagione. Sì, no, un po' Marlene Dietrich. Vabbè, senti, facciamo il ponte, ma non quello di Messina. Battuta, vai. Facciamo il ponte, no? Facciamo il ponte. È una battutaccia, dai, va bene, Vabbè. ma devi anche adesso. Va bene. Oh. Infatti, buoni consigli per il 2025, piano ferie. Cioè, prendete nota di tutto quello che si può fare prendendo qualche giorno di vacanza, come si dice, di ferie, no? E per avere invece delle lunghe giornate di vacanza. Lo dicevo, per fare il ponte. I ponti. Il ponte, Oh. era quello. Va bene, allora 38 giorni di vacanza potreste fare. Pensate, per esempio, prendendo le ferie il 2 e il 3 gennaio, vi ritrovate con 6 giorni consecutivi subito dopo l'inizio dell'anno. Sì. Prendete nota. Ad aprile, con le ferie fra il 22 e il 24, i giorni di vacanza diventano 10. E poi ancora non basta, ci sono un giorno libero, il 2 maggio, per un lungo weekend di primavera. Poi dopo c'è anche il weekend di Ferragosto, ma insomma, cominciate a guardare il calendario, cosa che non fate mai. Cominciate a guardare il calendario e a programmare le vostre ferie. Direi che non fate mai, lo fanno tutti. No, Comunque andiamo avanti. Non lo fa nessuno. Allora, pensionati Sì. per caso. Pensionati per caso, noi pensionati per caso, Noi? che viaggiano più degli altri, viaggiano anche fuori stagione, quindi sono dei turisti preziosi, girano il mondo, però hanno diritto a un minimo di comfort, nel senso che siamo più delicati degli altri, insomma, no? Beh, Magari, un po' più rompi. Ma no, abbiamo delle esigenze particolari. E allora ci sono... Ci dispiace andare via di casa, dobbiamo avere un po' di sicurezze. E allora ci sono degli aeroporti Sì. che ci curano particolarmente. Ecco. Per esempio quello di Singapore, ci sono Dai. dei terminal silenziosi, assistenti dedicati per alleggerire ogni ansia. Anche a Monaco, anche a Francoforte ci sono delle lounge confortevoli per gli over 65, servizi personalizzati. Anche all'aeroporto di Tokyo, addirittura dei robot multilingue per l'assistenza a chi non sa le lingue, come per esempio io sì, anch'io. Esatto. A Miami c'è Mi Amigos, che anche qui è un servizio. Ad Amsterdam, programmi per il supporto Insomma, dei in Italia viaggiatori. niente? Sì, no, aspetta, ad Amsterdam queste pesa, per il supporto dei viaggiatori con un pochino di demenza. È giusto. A Sydney c'è Gold Pass, un progetto prioritario, a Helsinki, eccetera, eccetera. Sì. In Italia? a Dubai anche, ma in Italia, In Italia? non ce n'è neanche uno in Italia. Neanche uno. in Bisognerà Italia. provvedere, Sì. assolutamente. Anche perché tutta sta storia, no, che viaggiano solo i giovani, eccetera, no. Viaggiano anche i pensionati per caso, hanno diritto a tutte le assistenze possibili e Certo. immaginabili. Bene. Vai avanti. Una notizia da Travel Non Stop, che è anche, insomma, siamo collegati anche Sì, con cioè, lui. trovate il nostro TG del turismo Sì, anche anche su lì, Travel. anche lì. Al forum del turismo che si è tenuto la settimana scorsa a Firenze. Si è parlato molto delle due facce del turismo in Italia. Cioè, da un lato c'è il problema dell'overtourism e dall'altro c'è il problema che bisogna recuperare, diciamo, la sfida dei 50 milioni di presenze che servono a riportare il paese tra le prime mete del mondo. Cioè vuol dire che vorrebbero 50 milioni di turisti Sì. in più? Eh sì, perché all'anno? altrimenti non siamo fra le prime mete del mondo. Insomma, allora il presidente della Federterme ha detto appunto che il divario fra Francia e Spagna è grosso e noi dobbiamo recuperarlo, no? E poi noi siamo pieni di terme, voglio dire. E poi la ministra Santanchè ha rilanciato l'importanza della destagionalizzazione. Dillo meglio, destagionalizzazione. Allora, questo sappiamo che bisogna destagionalizzare, ecco. Però come facciamo? No, infatti- È troppa contraddizione. Ma scusa, allora, l'overtouring, troppi turisti, ce ne vogliono altri 50 milioni,
capisco, le terme possono svilupparsi ancora di più, si possono trovare, come dire, dei modi per spalmare Sai che i turisti, cosa? però- Spalmiamo i turisti. Spalmiamo. I turisti. Crema di turisti. Allora, spalmati. destagionalizzati, ok, Sì. e anche spalmati sul Sì, territorio. certo, nelle zone interne. e Esatto. così via. Però mi tocca sottolineare una notiziola. A Pompei hanno superato i 4 milioni di visitatori Ah. e dal 15 novembre l'ingresso è limitato a 20.000 persone al giorno, se ti sembra poche. I biglietti sono nominativi, bisogna prenotare. Il costo del biglietto è uguale, ma bisogna prenotarsi. Come a Venezia funziona ancora quella... No, in questo momento non funziona, ma diciamo non ha mai funzionato da quel che ho potuto vedere io. Cioè il comune ha tirato su un bel po' di soldi, Però ma la i gente turisti non lo stesso. sono sempre Allora, pochissimi. destagionalizziamo. Ce l'ho fatta. Sì. E anche andiamo da altre parti rispetto ai luoghi più affollati. Sì. Per esempio, a Firenze tutti vanno in Piazza Duomo, ma invece si può andare alle Ville Medice, come ho fatto io. E appunto c'è anche un filmato che vi spiega tutto e vi dà anche la voglia di andarci, perché erano i posti preferiti dai personaggi più importanti dei Ne medici. abbiamo approfittato, però E lo troverete fra un po' qui, proprio... sì. Andrà in onda finalmente, Sì, ci sì, sta andrà in lavorando da onda. 6 mesi. Sì, sì. Vabbè, però è giusto, è chiaro che per risolvere la contraddizione, scoprire nuovi luoghi, Certo. una nuova stagionalità, quella potrebbe essere assolutamente la soluzione. Sì. Persino a Venezia ci sono dei posti sconosciuti, dei posti che aprono Per adesso. esempio? Per esempio ha riaperto al pubblico, dopo un lunghissimo restauro, il Giardino del Redentore. Ah, È un bello. verde nel cuore della laguna, Sì, si fanno poi un sacco di cose silenzioso, a cura di spirituale. Venice Garden Foundation. Benissimo. Sì, quindi volendo anche a Venezia trovi il modo di non stare schiacciato dall'overtourism. Però vabbè. Bisogna destagionalizzare, Non lo dire abbiamo già più. detto, Basta, bisogna quello abbiamo capito. demotivare, Ma no, desportare, demotivare, spalmare. Sì. Vai avanti con la prossima Allora, pensamento. fino al 2 marzo del 25, che bello questa cosa, il Colosseo ospita la mostra Göbekli Tepe, l'enigma di un luogo sacro. Allora, sono felicissima perché è da anni che voglio andarci in Turchia, questo posto si trova in Turchia, è un luogo che è stato scoperto da qualche anno e che viene datato 9500 avanti Cristo. Sono delle bellissime strutture, tante fra l'altro, perché non c'è solo una di questi cerchi particolari archeologici eccetera, con delle colonne incredibili. Quindi l'uomo di quel periodo doveva essere un raccoglitore semplicemente, quindi girare così, insomma, per raccogliere le cose di cui si arriva, non faceva neanche l'agricoltura. Ho capito che ti Invece no, costruiva queste cose. Allora, cos'è questo posto? Il Gan Eden? Che posto è? Che senso ha questo luogo? Ci vai a vedere e dopo ci No, racconti. vado prima al Colosseo. Sì, ok. Vado prima al Colosseo, quindi dal 2 marzo ci sono. Io concluderei con una notiziona Sì. che fa il paio con la tua, e io sono ugualmente entusiasta, nel senso che questo weekend e il prossimo weekend si celebra il Bagna Cauda Day, la più grande festa collettiva della Bagna Cauda, coinvolge 150 locali in Piemonte, Liguria, Val d'Aosta, ma addirittura si celebra all'estero, tipo a Shanghai, a New York. È bellissimo il Bagna Cauda Day. Ogni partecipante, se va nei ristoranti che sono in qualche modo, diciamo così, sincronizzati con Col questa Bagna idea, Cauda Day, riceve un simbolico bavaglione, questo è importante, e poi contribuisce a delle raccolte fondi per progetti sociali. Cioè, questa cosa ti piace moltissimo. Moltissimo, bagnacaudaday.it. Ma perché è così internazionale?
La bagna cauda, vabbè, bagna cauda è la bagna cauda, il cibo unisce, il cibo è simbolico, il cibo è ambasciatore culturale. Io non so neanche cos'è la bagna cauda. Oh. Va bene, comunque, diamo anche delle altre notizie che sono importanti, Sì, dai, che sono proprio le nostre tante convenzioni per organizzare i vostri viaggi. Sì. In particolare di recente abbiamo attivato una convenzione con Europe Card, 15% di sconto sui noleggi auto Italia e all'estero e il 10% sui furgoni. Andate a visitare italiaslotour.it. Benissimo, dai che siamo per chiudere. E poi dopo devo dire assolutamente dirlo. che ci dobbiamo vedere a Napoli il 23 novembre per la presentazione del mio libro La Dea che creò l'uomo, una nuova edizione, e anche il 4 dicembre a Roma, alla Nuvola. Saluta, ciao, è finita, vedi, è finita, ci È tagliano, finita. è finita.